Veneto imbiancato, era da 13 anni che non nevicava così, secondo ARPAV, rallentamenti sulle strade, 2 incidenti gravi in Romea e Triestina, pesanti ritardi dei bus nella terraferma veneziana. Viene a Roma la storica firma della preintesa sull'autonomia del Veneto, primo passo su 5 materie, vi spieghiamo cosa prevede l'accordo che fa da apripista alle altre regioni. Camorra Rifiuti continua a far discutere l'inchiesta di Fanpage, il Movimento 5 Stelle chiede una commissione d'inchiesta in regione, intanto la trevigiana mostrata nel video ribadisce sono una persona per bene, mi hanno dipinta come un mostro per una manovra politica. Aggressioni violente e rapine in via Piave a Mestre sembra non essere cambiato nulla in questi mesi, lo sconforto di residenti e negozianti. Blitz della polizia a Belluno, sigilli a un centro massaggi hard in un appartamento della città. Storia a lieto fine per un cane meticcio salvato dai vigili del fuoco, è accaduto a Vo Euganeo, nel Padovano. I quadri realizzati dai migranti accolti nelle strutture di accoglienza della Marca trevigiana in mostra alla Fondazione Benetton. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati con la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano ovviamente un'ondata di maltempo che sta investendo il Veneto in queste ore con nevicate su tutta la regione come era previsto peraltro nelle ore scorse. Era dall'inverno del 2005 che la neve non cadeva in maniera così copiosa sulla pianura veneta con uno strato che è di 5-10 cm, lo rileva l'ARPAV di Teolo, sottolineando che 13 anni fa le nevicate furono ugualmente intense tra fine febbraio e inizio marzo. Si registrano intanto ovviamente disagi alla circolazione e qualche incidente, 2 purtroppo gli incidenti più gravi nella Triestina e lungo la Romea. Ma allora per fare il punto della situazione su tutta la regione ci colleghiamo in diretta telefonica con Francesca Bozza. Francesca. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai detto tu, era stata annunciata e puntuale la neve è arrivata su tutto il Veneto. Già da questa notte, da Padova, a Vicenza, passando per Verona, i primi fiocchi hanno iniziato ad imbiancare le città facendo scattare i piani antineve dei comuni. Mezzi spargisali in azione, soprattutto per evitare la formazione di ghiaccio, visto le temperature ben al di sotto dello zero, che oscillano tra i -2 e i -4 gradi. Imbiancata anche Venezia, che già ieri aveva dovuto fare i conti con i disagi causati dalla neve, soprattutto in centro storico. Tecnici comunali di Veritas al lavoro, si terraferma che in laguna per gettare sale su strade, ponti e percorsi pedonali. L'amministrazione comunale consiglia di utilizzare l'automobile solo in caso di necessità e di preferire i mezzi pubblici. A proposito di mezzi pubblici, si registrano disagi, ritardi ai trasporti urbani da terraferma veneziana. CTV fa sapere che le maggiori criticità si verificano nella zona extraurbana di Mestre con deviazioni e blocchi e alle linee urbane di collegamento ai comuni limitrofi di Venezia. Sin dalle prime ore di questa mattina fiocchi sempre più fitti sono scesi anche sulla Marca trevigiana, anche qui mezzi spargisali in azione, anche se si registrano alcuni disagi lungo la viabilità secondaria nelle periferie della città. Alle 8 un'auto è uscita autonomamente di strada in tangenziale in direzione Treviso, una persona è rimasta ferita e trasportata all'ospedale. A Quinto Vicentino, altra fuoriuscita autonoma, questa volta di un camion che ha abbattuto una colonnina del gas. Disagi alla circolazione anche lungo la statale 309 Romea, tra Campagnalupi e Lughetto, siamo in provincia di Venezia, a causa di uno scontro tra un'autovettura e un camion, finiti entrambi fuori strada, sempre a causa della fitta nevicata che era in corso. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi e hanno stato la conducente della vettura rimasta incastrata nell'abitacolo e che è stata poi soccorsa dal personale del SUEM che l'ha trasportata in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per deviare il traffico e per i rilievi del caso. Al momento è tutto, maggiori aggiornamenti nelle prossime edizioni. A te la linea. Grazie Francesca Bozza e come dicevamo un altro grave incidente che è avvenuto questa mattina sempre a causa della neve con lo scontro frontale tra 2 auto lungo la statale 14 Triestina in direzione Jesolo all'altezza del Montiron, bilancio di 3 persone ferite di cui una grave. La squadra è intervenuta da Mestre, ha messo in sicurezza le vetture e soccorso insieme al personale del SUEM 118 i 3 feriti, trasferiti in ospedale alle ambulanze e poi ci sono sul posto ovviamente la polizia locale, gli agenti della polizia locale per i rimborsi. Restiamo in tema purtroppo di incidenti stradali con l'apertura a Padova di un fascicolo per omicidio stradale in relazione allo schianto nel quale a 2 Carrare ha perso la vita, come ricorderete, una giovane mamma.
È stato iscritto nel registro degli indagati il 21enne di Galzignano che a bordo della sua Fiat Punto avrebbe innescato l'incidente mortale martedì mattina a 2 Carrare. Nello schianto ha perso la vita Francesca Masiero, 34 anni, di Monselice. Viaggiava in una Toyota assieme alla figlia di 5 anni. Immediatamente sul posto è arrivato il padre della piccola, che era appena stato lasciato sul posto di lavoro dalla donna. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una trentenne di origini rodigine che viaggiava su una Opel Corsa, fortunatamente uscita illesa dal tamponamento. I carabinieri di Battaglia Terme stanno verificando la condotta di guida del 21enne per verificare se ci sia stata qualche violazione o omissione degli obblighi del codice della strada, imperizia o imprudenza che potrebbe aver innescato la carambola mortale. Per questa ragione la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Va precisato da subito che il conducente è risultato negativo ai primi accertamenti tossicologici. La data dell'ultimo addio a Francesca Masiero non è ancora stata fissata. Lasciamo la cronaca adesso per tornare a parlare della storica giornata di ieri a Roma con la firma sulla preintesa a quadro sull'autonomia del Veneto. Una giornata storica, l'ha definita il governatore Luca Zaia, che fa da apripista, l'ha definita virale per le altre regioni. Esattamente vediamo nel prossimo servizio cosa prevede l'accordo, il preaccordo su queste prime 5 materie dell'autonomia. Una giornata super storica, direi che è un grande obiettivo, il punto di partenza, un punto solido, abbiamo messo i piedi sul terreno solido e da qui non si può che andare avanti, non si torna indietro. Una giornata storica, il punto di svolta per guardare avanti. Ieri a Roma la firma della preintesa per l'autonomia. Seduti allo stesso tavolo i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia, insieme al sottosegretario Bressa. Un giorno che segna la storia, ma un giorno che segna anche l'inizio di un nuovo percorso, quello che porterà all'attuazione dell'autonomia intanto per le 5 materie concordate. Noi abbiamo 5 tavoli già aperti che non si dichiarano conclusi ma semplicemente aperti con già delle risultanze. Sono per la sanità, per l'istruzione, per l'ambiente, per il lavoro e i rapporti con l'Europa. Continueremo il lavoro anche su questo fronte, aprire gli altri 18 tavoli e quindi poi chiudere l'intesa. Dunque nello specifico, per quanto riguarda la sanità, la Regione avrà una maggiore autonomia nella gestione del personale, potrà modificare o eliminare il ticket nazionale. Per l'istruzione sarà possibile programmare l'offerta formativa anche per le scuole superiori e la Regione avrà l'opportunità di stabilire il numero di insegnanti necessari. E ancora per il lavoro, la preintesa dà un'autonomia sia legislativa che organizzativa per le politiche attive. In tema ambientale, la Regione Veneto avrà maggiori competenze per la gestione dei rifiuti e delle procedure di bonifica e per la prevenzione ambientale. Infine la voce più delicata, quella che riguarda l'Europa, al momento senza un accordo definitivo. Se da un lato il Veneto aveva chiesto di poter dialogare direttamente con l'Unione Europea, soprattutto per la gestione dei fondi, dall'altra il Governo ha risposto impegnandosi a presentare un disegno di legge ad hoc. Torniamo adesso a parlare della inchiesta di Fanpage, l'inchiesta che fa discutere sugli affari illeciti della camorra anche al nord. La ultima puntata, come sappiamo, ha mostrato anche il volto della famosa intermediaria trevigiana, Maria Grazia Canuto, ma al di là dell'episodio il Movimento 5 Stelle chiede una commissione d'inchiesta sulla questione, sul quanto emerso dall'inchiesta di Fanpage per capire quanto ci sia reale pericolo di infiltrazioni nella gestione dei rifiuti in Veneto. Il Veneto è la nuova terra dei fuochi, discariche abusive, camorra, infiltrazioni, purtroppo lo vediamo dappertutto ed è per questo che come Movimento 5 Stelle abbiamo richiesto subito una commissione d'inchiesta per le ecomafie. In attesa che la magistratura faccia il suo lavoro, la politica veneta deve muoversi autonomamente per ricercare la verità sui presunti traffici illeciti di rifiuti in laguna rivelati da Fanpage. L'appello arriva dal Movimento 5 Stelle che chiede di aprire una commissione d'inchiesta. L'assenza di una progettualità chiara su Marghera, sostengono i grillini, fa in modo che proliferino le possibilità per la malavita di portare a compimento affari sporchi. Non si può andare avanti così. Oggi la politica deve ritornare a una politica sana che ha a cuore in primis la salute dei cittadini, l'ambiente e lo sviluppo per il mondo del lavoro. Altrimenti qua genereremo sempre più distruzione e non andremo da nessuna parte. È necessario un cambio di passo radicale, afferma l'ex sindaco di Mira Alvise Maniero, e a indicare la direzione sono gli stessi personaggi scoperti dall'inchiesta di Fanpage.
Dal video emerge una frase chiara: i camorristi e quelli che trattano i rifiuti hanno paura del Movimento 5 Stelle e dicono testualmente: sbrighiamoci a fare questo, dobbiamo farlo entro un anno perché se vince il 5 Stelle noi abbiamo chiuso. Ecco, noi i titoli non ce li diamo più da noi, ascoltate i camorristi, ascoltate di chi hanno paura e facciamoci due conti. Questa vicenda non ancora conclusa, argomentano i 5 Stelle, conferma anche che è necessario sviluppare le attività di indagine sotto copertura con alcuni interventi legislativi che proponiamo da tempo. Nel programma è previsto la figura dell'agente provocatore come strumento per scoperchiare fatti di illegalità o commistioni poco chiare tra politica, affari e imprenditoria. Intanto ovviamente la vicenda, come dicevamo, continua a far discutere tra chi ritiene invece l'inchiesta di Fanpage una bolla di sapone, non essendoci di fatto, almeno per ora, profili di reato, e chi invece chiede, appunto come abbiamo visto, che si indaghi sulla questione. In tutto questo c'è la cosiddetta chiamata nell'inchiesta dama di mezzo, l'architetto trevigiana Maria Grazia Canuto, che continua a ribadire di essere stata al gioco per voler denunciare questa situazione con il camorrista infiltrato da Fanpage nel finto affare illecito. Si dice provata a Maria Grazia Canuto da quanto avvenuto in questi giorni, e però ha accettato di farsi intervistare al telefono. L'abbiamo raggiunta questa mattina telefonicamente per sentire le sue impressioni. Allora vi proponiamo un brevissimo estratto, una breve anticipazione dell'intervista che vi proporremo questa sera con l'architetto Maria Grazia Canuto. Sentiamo cosa dice. Si è dipinto un mostro, si è dipinto un criminale, si è dipinto un si è detto di tutto, quando nella mia vita non ho mai neanche visto la porta di un cioè, qui una persona che è di questa terra, nata qui, è sempre stata qui, ha cercato sempre di lavorare dando un proprio contributo. Fosse che avessi uno stile di vita, chissà mai, o avessi una casella penale piena di reati, io capisco, allora gli vengono tutti i dubbi, ma gli viene in mente alla stampa, alla gente, di dire: sai che andiamo a vedere sta qua, quanti reati ha commesso nella tua vita, quanti anni di galera ha fatto? Niente, nessuno, persona per bene. E questa è la politica ha voluto prendere una persona, io non sono niente, io sono un granello di sabbia che nella sua vita non ha fatto altro che lavorare per l'ambiente. Questa sera, come dicevamo, vi proporremo appunto l'intervista integrale con la dottoressa Canuto, che ribadisce la sua innocenza e anzi dice io stavo al gioco, ed è appunto quello che ha ribadito fin dal primo istante, tanto appunto che ha mosso i suoi legali appunto per denunciare Fanpage, quindi una vicenda destinata ovviamente a far parlare. A far parlare è anche, e cambiamo decisamente argomento, come sempre il tema sicurezza, ed è un tema sicurezza che conoscono bene residenti e negozianti in Via Piave, a Mestre, nella zona dell'area di Via Piave, perché tornano in primo piano le aggressioni violente e chi abita e lavora lì dice sconfortato: non è cambiato nulla. Proseguono le indagini della Questura di Venezia per identificare gli autori della selvaggia aggressione di 2 notti fa a 3 ventenni della provincia, tra Via Piave e Via Cavallotti. I poliziotti stanno visionando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di risalire ai responsabili, descritti come 4 nigeriani. Ma nel quartiere, dopo l'ennesimo episodio di violenza, dominano rassegnazione e sconforto. Il miglioramento di cui parlano politici e media, denunciano i residenti, noi non lo abbiamo notato. Non c'è stato un cambiamento? No, pochissimo. Arriva polizia, sparisce i neri, va via polizia, torna i neri da nuovo. Qua. Uno dietro l'altro, questi tutti spacciatori che vedi qua. Tutto là. Alcune misure forse hanno moderato la situazione, però non sono sufficienti qui. Probabilmente c'è un problema sociale da affrontare, oltre che di ordine pubblico. Il miglioramento, se c'è, è minimo, e continua a esserci tutta una serie di attività delinquenziali, in particolare lo spaccio. Lo spaccio è una cosa pesantissima e non sappiamo neanche perché venga tollerato in maniera così abbondante. E oltretutto è invadente, perché fino a qualche tempo fa si vedeva o non si vedeva. Adesso è addirittura in Via Piave, tranquilli e beati. E abbiamo paura. Cosa bisognerebbe fare secondo lei?
mandarli via tutti, perché non ce n'è nessuno buono, per conto mio. La polizia di Belluno, coordinata dalla procura, ha posto sotto sequestro un centro massaggi cittadino e tratto in arresto per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione 2 persone, un uomo e una donna. In esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP. Nel pomeriggio di ieri è scattato il blitz della squadra mobile con la presenza delle volanti della polizia scientifica, e qui sono stati perquisiti i locali dove le ragazze si prostituivano trovando materiale utile alle indagini. L'inchiesta avviata nell'autunno scorso ha portato alla scoperta nell'edificio di una vera e propria casa di appuntamenti dove giovani cinesi intrattenevano clienti con tariffe determinate, anche con sconti a quelli più fedeli. Le prenotazioni avvenivano come sempre su annunci di giornale oppure sui siti internet. Adesso andiamo in provincia di Vicenza per tornare a parlare di infortuni sul lavoro. 2 giorni fa lo sciopero dei metalmeccanici, proprio per dire basta alle morti bianche, e lunedì abbiamo raccontato l'ultimo grave infortunio sul lavoro nella provincia a Orgiano, ed è emerso poi che prima dell'incidente la vittima aveva trovato anche una brutta sorpresa. La settimana terribile degli incidenti sul lavoro. Prima la morte dell'operaio delle acciaierie Beltrame, ucciso a 35 anni dall'esplosione di un tubo. Poi alla Campo di Calore di Orgiano, dove un lavoratore senegalese di 53 anni a causa del freddo indossava una sciarpa che è rimasta incastrata nel nastro trasportatore, risucchiandolo nel macchinario. L'operaio ha rischiato lo strangolamento. Oggi emerge che l'azienda, in crisi nei giorni scorsi, aveva inviato a 20 dei 22 dipendenti la comunicazione con cui annunciava l'interruzione del rapporto di lavoro. Tra loro anche l'operaio, ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo, che prima dell'incidente aveva trovato la lettera di licenziamento. E adesso parliamo della politica, e anche quello degli infortuni sul lavoro è un tema che riguarda la politica, perché parliamo ovviamente anche dell'economia. E tra le liste che sono in corsa ormai tra pochi giorni per il 4 marzo c'è anche il Grande Nord, che coglie proprio questi ultimi giorni per ribadire un obiettivo. Dicono: vogliamo essere il sindacato del Nord a Roma. Ultime battute di campagna elettorale per i candidati di Grande Nord, il cui programma ruota proprio intorno al nome stesso del partito. Abbiamo preso il testimone di argomentazioni che altri hanno ripudiato nel nome di un presunto migliore risultato. Noi siamo l'unico sindacato del Nord e questo è il ruolo che noi vorremmo avere in futuro. Un limone spremuto, così viene rappresentato il Nord Italia nei volantini elettorali, un'immagine simbolica dell'obiettivo del partito e dei suoi candidati. Noi vogliamo essere, un po' come la Südtiroler Volkspartei, il sindacato del Nord a Roma. E quindi non saremo né a destra né a sinistra, ma appoggeremo volta a volta tutti quei provvedimenti che farebbero il bene del Veneto e del Nord in generale. E anche per i candidati di Casa Pound, ultime battute di campagna elettorale che si è concentrata anche sul concetto di sovranità nazionale. Ridare dignità al popolo attraverso il lavoro e lo stato sociale che permetta agli italiani di avere una propria casa, di mettere su famiglia e di far fare un'inversione di marcia alla natalità nel nostro paese. Da questi punti parte il programma di Casa Pound. Ridare allo Stato italiano la libertà di poter decidere per il proprio popolo, per il proprio futuro, per tutto ciò che concerne le politiche economiche, sociali. Il ripristino della sovranità nazionale che passa anche attraverso l'uscita dall'euro e dall'Unione Europea. Bisogna quanto prima uscire dall'euro e da questa comunità europea che fa altro che fino adesso ci ha messo solo dei vincoli per poter immaginare il nostro futuro. Stava sprofondando in una palude ma è stato salvato dai Vigili del Fuoco. Vediamo questa storia a lieto fine per un piccolo cagnolino dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Allora, storia a lieto fine per un cane meticcio salvato dai Vigili del Fuoco, è accaduto a Vo Euganeo nel Padovano. È
Era sprofondato in una zona paludosa Voganeo questo cane meticcio, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, allertati da una donna che aveva udito i lamenti dell'animale e ha pensato di comporre il 115. Da distaccamento di Abano è arrivata una squadra che ha raggiunto il cane che, sfinito, stava per affogare. I vigili del fuoco lo hanno liberato dalla morsa del fango e poi lo hanno asciugato, rifocillato e anche coccolato. L'animale è stato consegnato al servizio di vigilanza cinofila per la lettura del chip per cercare, dopo questa disavventura, di farlo tornare a casa. Ora la pagina economica con l'anticipo pensionistico che arriva non soltanto dalle banche. La conferma che il sistema di previdenza sociale non si sostiene se il lavoro resta una questione per vecchi. C'è un mondo che è diventato è invecchiato, che vive più a lungo, a cui non corrisponde una natalità altrettanto forte. Concetto semplice e immediato per spiegare la crisi dell'INPS e soprattutto il futuro pensionistico di tanti e soprattutto giovani trevigiani. Certo, pensioni baby e soprattutto quelle d'oro concorrono a rendere ancora più precaria tutta la situazione previdenziale, ma è la mancanza di lavoro giovane a rendere fondamentale il sostegno della previdenza integrativa e quella dell'INPS. Come sono lontani i tempi in cui la famiglia media contava su almeno 4 occupati e una persona a casa. Ecco perché negli anni 70 ci siamo permessi le baby pensioni e la singolare postilla che ha permesso a tanti di avere un assegno pensionistico legato all'ultimo stipendio riscosso e non alle centinaia di citolini versati veramente durante la vita lavorativa. Qualcuno direbbe cicale del passato che hanno lasciato l'attuale desolante orizzonte previdenziale alle formiche odierne. E da brave formiche venete, sin dagli anni 90 abbiamo capito che il sistema non reggeva, così come oggi capiamo che un INPS veneto non arriverà con l'autonomia. La solidarietà non c'è alcun dubbio che oggi ha un orizzonte di tipo nazionale, c'è invece la possibilità che come veneti e come Solidarietà Veneto noi possiamo fare qualcosa per garantire una sicurezza maggiore ai nostri concittadini. Fondi come il Solidarietà Veneto servono anche in alternativa alla pensione anticipata delle banche, perché si stanno accorgendo pian piano tutti che tenere a lavorare le persone fino a 67-70 anni, come in previsione, significa far saltare completamente il meccanismo che sostiene la previdenza sociale. Quest'anno la legge di stabilità ha stabilito che attraverso la RITA, rendita integrativa anticipata temporanea, e questo è l'acronimo, uno possa andare in pensione anche 5 anni prima di aver maturato il diritto alla pensione pubblica o addirittura 10 anni qualora siano subentrati situazioni di disoccupazione per oltre 24 mesi. Ed ora parliamo di migranti, ma non per parlare di cronaca, per parlare di arte. I quadri realizzati dai migranti accolti nelle strutture della Marca trevigiana vengono raccolti in una mostra alla Fondazione Benetton. Io devo spiegare con la pittura per tutto il mondo vedere come è dolore per vedere qualcuno, altre persone muore. Ilian, 31 anni, richiedente asilo a Treviso da qualche mese, racconta così l'immagine che ha voluto fissare sulla tela: tante teste di uomini tra le onde del mare, quella scena agghiacciante che ha visto prima di arrivare in Italia e non riesce a togliersi dalla mente. Il suo è uno dei dipinti esposti alla Fondazione Benetton di Treviso, che ha voluto raccogliere in una mostra i quadri dei migranti. Alla presentazione anche tanti studenti degli istituti superiori della città, chiamati per un confronto sul tema dell'immigrazione davanti ai ragazzi poco più grandi di loro che hanno lasciato il proprio paese in cerca di una vita migliore. E proprio a questi giovani stranieri si rivolge Luciano Benetton, l'imprenditore che dal nulla ha fondato un impero e che ancora oggi, ad 82 anni, ha ripreso le redini dell'azienda di famiglia, annunciando: staneremo le intelligenze dovunque si trovino, a cominciare dagli immigrati che sono una ricchezza d'energia. Invita questi ragazzi a mettersi in gioco per vedere se da una passione per la pittura possa nascere qualcosa di più, una professione. Loro hanno una mostra, dovrebbero decidere se vogliono che questa mostra abbia un movimento economico. Siccome sono alle prime armi, potrebbero far simpatia anche umana. Per cui potrebbero avere delle offerte per gente sensibile.
Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con 20 e 10 e quindi ancora la politica in avvicinamento al 4 marzo con stasera Pierangelo Del Zotto di Grande Nord e Giovanni Battista Patete di Italia agli italiani. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà un inizio del mese un po' anomalo, con la neve che regnerà un po' ovunque sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 1 marzo. Sul Veneto la nostra grafica è molto eloquente, ci mostra infatti che nevicherà un po' ovunque sulla nostra regione, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Diamo ora uno sguardo anche all'andamento delle temperature, le minime saranno sotto zero, comprese tra -4 e -2 gradi, valori massimi tra -1 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia, nevicate fino al piano diffuse un po' su tutti i settori della nostra regione, anche in questo caso a partire dal mattino. Sarà una giornata di ghiaccio con temperature minime tra -4 e -3 gradi, massime invece intorno allo 0. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Locali nevicate fino in valle, andrà meglio invece sui settori di confine con tempo più stabile e anche per lo più soleggiato. Vediamo le temperature, le minime saranno gelide, comprese tra -9 e -3 gradi, massime tra -1 e 0 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.